amici bellini! Voi magari non lo sentite, ma ci sono dei rumori che spero che la mia voce copra, perché sennò ci bloccano video. Conferenza, Spalletti, cose incredibili mai sentite prima, come domande e come risposte. Cominciamo. Che succede? Nel mio quartiere sono arrivati i cafardi. Iscrivetevi al canale. Mi mancano 6 persone per arrivare ai 14.005. Siete voi questi 6 che mi interessano, perché Dario mi pare che l'avevamo già benvenutato. Dai, lo so che perché ci sono le statistiche su YouTube. Io vedo che l'83% guarda i video e non è iscritto. Che significa sta cosa? Non mi rendo conto. Mentre quelli che sono iscritti sanno che devono lasciare i like e sanno che i like, i mi piace, qualcuno mi chiedeva ho messo il mi piace, ma il like è quello è il mi piace. Mettete il mi piace che poi sono propedeutici per una grande partita del Napoli, una grande stagione. Allora, noi siamo pronti a rivedere un attimo quella che è stata la conferenza, riascoltare, insomma la commentiamo. Vicia Kvaratskhelia. Ci ricordiamo sempre come si dice, perché non è difficile. Vicia Kvaratskhelia. Non è difficile, ho sentito cose sempre peggio, e con un Amrabat tattico siamo già a poter... Ma io come faccio a parlare con chi? A vedere insomma questa formazione che dovrà affrontare la Roma, una partita tosta, una partita che non sarà facile. Spalletti ce la presenta, insomma parlando più di noi che di loro. Dobbiamo essere noi. Ma è mattina, che state combinando con questa musica che poi è brutta, cioè una musica. Allora, concentriamoci, perché non c'è tempo da perdere. Dobbiamo pensare di più alle nostre qualità che a quelle della Roma, perché la solita storia che il Napoli non si adatta bene a certe partite più fisiche, quindi dobbiamo essere noi, se teniamo noi molto di più la palla, ecco che dobbiamo fare anche meno falli. Noi li facciamo i falli, Spalletti, lo sai benissimo, non te lo dobbiamo dire noi. Quindi non c'è il problema che noi dobbiamo poi rincorrere gli avversari, facciamo i falli e loro sui calci di punizione sono pericolosi. Non li facciamo i falli, quindi speriamo, e questa è la speranza, l'auspicio di Spalletti, di tenere molto di più noi la palla, in modo tale che non c'è nemmeno bisogno. E sotto questo punto di vista, per quanto riguarda la capacità della Roma, perché io volevo farvi vedere questa cosa che secondo me è sfiziosa, perché chi si affronta? Si affronta il Napoli, che è questa qua, è la classifica, vedete la Roma è subito sotto di noi, questa è la classifica in base agli XG creati, quindi il Napoli ha creato 25 e si trova poi alla fine con 26 punti e 25 gol fatti, quindi ci siamo proprio, cioè il Napoli rispetto a quello che ha creato con questa statistica degli XG fa i gol che doveva fare. La Roma invece segna molto di meno rispetto a quello che crea. Attenzione, quindi sono in debito, la famosa percentuale realizzativa, e Mourinho poi lo dirà proprio. Vedi, loro creano 24,77 e alla fine segnano 13 gol. La difesa è uguale, perché abbiamo subito entrambe 9 gol, ma andiamo a vedere i gol che ti aspetti di subire, perché questo poi ti fa capire quanto sei performante in difesa e quante volte la palla arriva ad essere pericolosa per il portiere. In questa statistica la Roma è avanti a noi, perché come vedete gol XG expected da subire, la Roma 6.14, il Napoli subisce qualcosina in più, 8.3. E quindi è una squadra che ti fa giocare male, fondamentalmente ti fa creare poco. E quindi ritorniamo al discorso della fisicità, dei falli. Hanno questo centrocampo Matic Cristante molto tignoso, insomma la difesa 3, i due quinti che vengono ad aiutare la difesa, quindi ti creano, ti danno possibilità di creare poco. Ragazzi, poi noi sì, la conferenza adesso la affrontiamo. Prima c'è una cosa che mi interessa, è una stupidaggine, è una cosa che probabilmente interessa solamente a me. Questa è la partita con la Roma, no? E quindi questa cosa, io lo so, interessa solamente a me, sicuramente non se ne frega nessuno, però a me piace sta cosa dello logo, dello stemma di identitario sopra la bandierina. E a Roma tiene, e a Lazio tiene, a Milano tiene, l'Inter lo tiene, a Juventus lo tiene, e tu dici vabbè, ma sono le squadre
che hanno più possibilità, ma non è vero, non è assolutamente vero, perché per farvi un esempio è l'Udinese, cioè, insomma, questa è una cosa che non interessa a nessuno. Sicuramente sono l'unico al mondo, ma se voi cercate bandierine calcio d'angolo Napoli non esce nulla, perché il Napoli ancora non ci ha pensato. Sicuramente ci state pensando da parecchie settimane e state cucendo a mano. Dai, anche questo mi interessa, anche perché siamo l'unica squadra che sta al San Paolo Maradona, non lo dobbiamo nemmeno cambiare con le altre squadre. Forza, forza. E poi vedremo anche le parole adesso di Mourinho, perché è importante, perché ci parla di Kvara, ci parla di pigliarlo a calci praticamente, e quindi non esiste proprio. Velocemente andiamo a parlare di Spalletti. Quindi su Anghissà ci ha detto che non bisogna rischiarlo, e quindi quello che ci siamo detti in questi giorni, anche per rispetto agli altri che ci sono. Io non riesco a parlare, cioè sta questo che sta martellando e siamo tornati agli albori. Gli altri che stanno facendo bene gli allenamenti, per rispetto anche degli altri, sì, se ne parlava anche ieri a Canale 8 con Silvermail, non è che poi ti devi inventare delle cose tipo Politano, Mezzala, no, ci sta Ndombele, ci starebbe anche Elmas e ci starebbe anche Demme, che devono avere la loro chance di dimostrare, perché poi Spalletti lo sappiamo com'è fatto, magari è molto innamorato delle sue gerarchie, ma quando arriva il momento di difficoltà, che ci sono delle defiance, delle defezioni, lui prende un giocatore dalla panchina, riserva titolare dei 30 minuti e lo fa performare, e quindi ti ritrovi, vedi Lobotka, ti ritrovi un giocatore che poi diventa sostituibile. E quando mi si dice Ndombele, sì, rispetto la più fisicità rispetto ad Elmas, io qua non sono poi convintissimo. Non lo so, perché cioè Ndombele, poi su queste cose vi dico la verità, tutti i siti portano poi cose diverse. In questo caso, utilizzando questo sito qui che mi ha consigliato un amico Bellino ed è molto molto interessante, che ci sono tutte le statistiche, 181 cm, 76 kg, ma siete proprio convinti che Elmas sia meno, cioè Elmas 182, cioè un po' più alto Elmas, poi ci portano 68 kg, quindi un po' più leggero e più slim Elmas ovviamente, ma questo su questo sito qua, perché poi se andate a vedere su altri tipi di siti, per esempio le statistiche di FootGG, FIFA 23, che dovrebbero essere molto precisi, 1,84, non mi trovo 3 cm, tu dici vabbè, magari non è che il peso però è importante, Elmas 74, sono assai più chili, perché su Elmas 64 a questo punto io mi faccio due domande rispetto ai 76 di Ndombele, 179, quindi 1,80, 1,79, 1,84, il peso però mi rendo conto che possa variare negli anni, e queste statistiche chissà chi le aggiorna, se sono gli stessi procuratori che mandano come a Transfermarkt le varie cose, quindi non è detto che Ndombele sia molto più tosto fisicamente, dipende poi dall'impatto che ha sulla partita e anche se sta mentalizzato Ndombele e se sta bene fisicamente, benissimo, altrimenti uno potrebbe pure pensare, vediamo se Elmas c'ha voglia di dimostrare dal primo minuto, dovrebbe poter essere una cosa, però lo sappiamo che Spalletti ha delle gerarchie in testa e probabilmente Elmas è un pochino scivolato, quindi qua al posto di Anghissà ci mettiamo Ndombele, Elmas non credo Demme, perché Demme è 1,70, e quando ci parla della mancanza di Anghissà, Spalletti ci ha detto il giocatore alto che sui colpi, sui calci piazzati o sulla palla di nessuno ti serve per i calci, per i colpi di testa, e quindi qua io ci metto Osimhen, leggete, ci ho scritto Osimhen, ma perché porta bene, perché lo sappiamo che porta bene, no? Tra Raspadori e Osimhen ci mettiamo Simeone perché porta bene, e qua penso che Kvara non sia in discussione, perché piano piano poi ci arriveremo anche al discorso di Kvara e Mourinho ci ha detto delle cose, quindi loro attenzione ai calci piazzati, occhio. Kvara ci dice Spalletti è un giocatore speciale, e poi se io gli tiro le orecchie voi mi dite che gli tiro le orecchie, poi ne parla tutto il mondo, decidete voi come avere questo equilibrio, ma ci dice una cosa che ci fa capire tantissimo del ragazzo, che lui non si fa influenzare da quello che sente intorno, e soprattutto quando Spalletti gli ha chiesto te la sei sentita di tirare il rigore, avevi timori, Kvara ha risposto ma why not, cioè perché avrei dovuto avere difficoltà e perché non avrei dovuto tirarlo, e quali sono i dubbi, non capisco. Kvicha Kvaratskhelia.
non capisco. E quindi il ragazzo c'ha già la mentalità dei grandi e si vede che è glaciale e che non si fa influenzare da nulla. Poi può sbagliare, potrà sbagliare anche lui, potrà sbagliare qualche dribbling, potrà sbagliare qualche partita, ma intanto attenzione, perché in questo momento lo sta scoprendo tutto il mondo ed è un giocatore fenomenale e impattante, clamorosamente impattante sulle partite del Napoli. Tra Maurizio Sarri, tra Maurigno e Spalletti c'è amicizia, ma noi dobbiamo pensare al Napoli. È chiaro, se Mourinho fa giocare le squadre in un certo modo va bene, è uno di quelli tremendissimi, ma c'è stime e amicizia, ma noi dobbiamo pensare a noi. Apprezzo i colleghi, guardo tutte le partite, prendo da tutti, vado in Serie C, vado a vedermi la Premier. Si può modificare qualcosina senza però snaturare il famoso turnover di cui tutti parlano. Sì, si farà perché poi ci sono tante partite, ma sempre per vincere questa partita, questa e poi la prossima, lui dice questa e la prossima, quindi qualche sacrificio pensando anche alla gara successiva si fa. È pensabile farlo. Dobbiamo giocare bene, è dura vincere senza giocare bene e anche ai tifosi non piacerebbe un Napoli che specula, un Napoli che aspetta, che riparte, che si adatta all'avversario. Ebbene così, Napoli è spettacolare come città e vuole un calcio spettacolare. Dobbiamo essere sicuri di noi stessi, altrimenti tra essere sicuri di noi stessi e non essere sicuri di noi stessi in mezzo c'è il nulla. Vabbè, se le domande sono il nulla, anche le risposte devono essere il nulla. Osimhen può essere titolare, ce lo siamo conservati, era già pronto, l'abbiamo tenuto in panchina, poi l'abbiamo inserito in 2 secondi tempi, ricordiamo che ha fatto 2 gol e quindi può essere titolare. Lo vedete scritto lì, titolare. Roma dice la Roma, quando siete andati alla Lazio, andare a Roma, la prima trasferta che poi era la trasferta più importante, e lui Spalletti ci ricorda, sì, Roma, ho capito, con la Lazio, ma Glasgow e Amsterdam e Milano, sì, ma quella è la prima della serie, vabbè, insomma, così, e ci siamo. Poi si va in pubblicità e poi si recupera altre domande proprio clamorosissime. Ogni volta che Spalletti torna a Roma è una sensazione particolare. Ma quanti voti ce la volimmo fare sta domanda, che torni a Roma è una partita speciale per te e i rapporti con i romani, con lo stadio, con gli amici, con le cose. La Roma concede un po' di campo, creano la densità, attenzione a quelli davanti che sono veloci e fisici. Lo spogliatoio, hai avuto questo spogliatoio particolare? Ho avuto tanti, ho allenato i grandi e se non mi danno disponibilità me la prendo questa disponibilità, ma questo spogliatoio non è diverso dagli altri, che anche quello dell'anno scorso che lui ha allenato. Quindi Ndombele, l'altezza eccetera eccetera. Andiamo velocissimamente a fare un'ipotesi di formazione, tanto se sbaglio non succede nulla, ma molto spesso ci azzecco, ma per mazzo, perché ci vuole il mazzo nella vita. Io qua ci metto Kim. L'idea di Østigård che molti caldeggiavano nelle partite precedenti, Østigård, non mi convince, anche perché Juan Jesus conosce l'ambiente, mi piace assai, dice questa cosa, conosce l'ambiente romano, conosce lo stadio benissimo, e qui io ci metto Olivera per una questione di logica, sempre per quanto riguarda la fisicità rispetto a Mario Rui. Mario Rui è un altro che però conosce l'ambiente di Roma molto bene, quindi qua ce lo mettiamo in grigetto, anche perché se Spalletti decide di far giocare, come vedete, Osimhen prima punta, recuperi un po' di quell'altezza per i calci piazzati con Osimhen e forse non ne hai bisogno qua. Però attenzione, perché potrebbero fare quella pallata su Mario Rui con i quinti che si buttano, quindi secondo me Olivera potrebbe essere un'idea non sbagliata. Lobotka qui è inamovibile, come credo anche Zielinski, che sono in una forma straordinaria. Zielinski lo mettiamo un po' più avanti come al solito, perché quello è il suo ruolo. E in questa zona qui, ragazzi, Lozano Politano è la solita cosa. Con Lozano puoi avere un po' più di attacco alla profondità. Politano, sai, sarà difficile palleggiare, anche se Spalletti ci dice noi dobbiamo essere noi stessi, è più difficile palleggiare. Politano fa buona fase difensiva sul quinto. Politano, lì ci sarà probabilmente Spilazzola, ecco, forse Politano nella mia mente sta recuperando spazi per un po' di quella cosa
dell'equilibrio, e Lozano qui dipende, perché Spalletti è stato molto enigmatico in questa conferenza, dicendo sì, noi dobbiamo pensare a noi, però però è sempre l'equilibrio. Allora, ci sono sicuramente delle cose che ho dimenticato. La Serie A è in campo. Per quanto riguarda Mourinho, ecco, non aspettatevi niente da me su Kvara, le famose gabbie eccetera eccetera. Magari se passa davanti a me posso provare a calciare, cioè gli vuole dare un calcetto, un calcio, ride. Adesso è troppo facile dire che eravamo interessati, l'unica cosa che interessa è che è andato a Napoli, ha fatto bene il club, complimenti e bla bla bla. E poi Mourinho ci dice anche: i giocatori devono imparare a crescere col sistema di gioco, la squadra si sente bene, la forza del Napoli è la forza offensiva. Sì, ha fatto tanti gol, ma non è vero che noi non siamo offensivi, e l'abbiamo visto con gli XG, non segniamo gol ma creiamo tanto, non abbiamo mai aspettato nessuno, non facciamo gol perché sbagliamo tantissimo e non perché siamo difensivi. Magari domani tiriamo 3 volte e facciamo 3 gol, con l'Atalanta 20 volte ed è finita così. Cerchiamo di vincere una partita, sento il Napoli una squadra forte, favorita, che fa tanti gol, che difende bene, ok, allora noi andremo a giocare e vedremo cosa riusciremo a fare. Non sempre la favorita vince, poi non è detto che il Napoli sia la favorita, è chiaro, stiamo là davanti ma i punti sono pochissimi. Come è venuto lungo da New York, Valerio Fluido è tutto, e domani chissà, iscrivetevi al canale perché se non lasciate like lo sapete che è colpa vostra, e chissà come si organizzerà reaction live così, perché c'è un che fare che spinge e devo stare attento. Però forza Napoli sempre, perché dai, il percorso, no? Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.